Euroregione News. Glaucoma oculare, leoni per la prevenzione. Grazie ai Lions Club del distretto 108 TA2, prima circoscrizione, zona C, ci si può sottoporre a un controllo della pressione oculare gratuitamente e in pochi minuti. A Codroipo c'era il presidente del Lions Club Medio Tagliamento Franco Sideri con il dottor Giovanni Moretti e altri leoni che hanno sottoposto a visita anche il vice sindaco Antonio Zoratti. Lions è un'istituzione che nasce oltre 100 anni or sono da un'idea di Melvin Jones, che con i suoi amici pensò di mettere in comune parte del loro tempo e parte dei loro talenti per aiutare coloro che ritenevano meno fortunati di loro. Fra i pilastri dei service c'è quello della vista, infatti i Lions sono considerati i cavalieri della vista proprio per questo impegno che nasce dall'inizio. Gli impegni in cui si misurano i Lions, oltre a quello principale della vista, sono quelli della fame, dell'aiuto ai giovani e dell'ambiente. Per quel che riguarda la vista, in particolare, come Cavalieri della Vista ci caratterizziamo da sempre per il supporto a quelli che non vedono, agli ipovedenti, che consiste nell'addestramento dei cani guida, di cui curiamo personalmente una scuola a Limbiate, e poi attraverso l'adozione di una nuova tecnologia che è il bastone elettronico Lions, che attraverso un bastone che vibra riesce a guidare, a fare orientare i non vedenti o gli ipovedenti e che non, per più svariati motivi non riescono a sostenere o andare d'accordo o per diverse sensibilità a poter tenere un cane. Allora, nell'ambito di questo impegno della vista, sia a livello nazionale che a livello locale, in questo caso come zona, la nostra zona comprende dal Medio Tagliamento, San Vito Codroipo, i club di Portogruaro, Lignano Sabbiadoro, Bibbione, Concordia e Motta di Livenza, ci alterniamo nelle piazze delle rispettive città e comunità in questo service che consiste nella misurazione della pressione del bulbo oculare per prevenire quella che è una malattia insidiosa in quanto asintomatica, che è il glaucoma. La macchina è una macchina che misura la pressione e mettendo il paziente si siede su questo strumento e c'è una macchina che emette un piccolo soffio d'aria che a contatto con l'occhio viene respinto e la macchina calcola in base a questo la pressione appunto oculare. Non è uno strumento a contatto, cioè nessuno strumento si attacca alla superficie dell'occhio, c'è solamente questa sensazione magari non proprio piacevolissima di un getto d'aria che viene sull'occhio, comunque è una cosa che diciamo in un secondo è passata, quindi si fa senza grossi problemi. Un ringraziamento va al Lions Club che offrono tutte queste visite gratuite, che offrono un'opportunità alla popolazione per provare se hanno dei problemi fisici. Quindi grazie ancora al Lions Club per queste giornate che dedicano alla popolazione. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioni. Euroregione News.